perché questo c'è la TAV. Abbas si è svegliato, e questa è una da buona sola, notizia. assolutamente. Voi proponete, in pare di capire, pensavate, ce ne siamo detti prima, a una moratoria della TAV. Guardi, noi siamo convinti, Di Pietro è stato anche Ministro delle Infrastrutture e da Ministro delle Infrastrutture ha portato avanti con convinzione il progetto della TAV e tra l'altro nei 2 anni in cui è stato Ministro Di Pietro e c'è stato il governo di centrosinistra non ci sono stati conflitti, non ci sono state tensioni, non ci sono state manifestazioni. Noi diciamo una cosa molto semplice. Oggi ci troviamo in una situazione dove, al di là dei problemi di chi abita in quella valle, al di là delle violenze inaccettabili e intollerabili di quella parte anarco-insurrezionalista che sta cercando di infiltrarsi in queste proteste, ma si è verificata un'altra situazione che è la più importante e la più grave. Ormai si litiga anche sui dati tecnici, ormai non si riesce a capire più niente nemmeno sui dati tecnici. Ci sono esperti autorevolissimi di economia piuttosto che di trasporti che dicono che la TAV bisogna fare e altri che dicono che non bisogna fare. Ci sono alcuni paesi come il Portogallo che si sono tirati fuori da questo corridoio 5. Si pensava che il traffico aumentasse, invece il traffico è diminuito anche su strada. Allora noi diciamo, siccome non si può blindare un cantiere per 10 anni e realizzare un'opera in un clima da guerra civile, semplicemente facciamo una moratoria di 3 mesi, una commissione di studi a livello europeo che faccia rapidissimamente una verifica se le decisioni prese sono ancora quelle giuste e se sono attuali. Se sì, andremo avanti con determinazione, se no rivedremo. Ecco, Giancarlo mi dice, ma è vero che la Slovenia non vuole la TAV? Questo adesso non... Perché se fosse vero, cioè noi costruiamo una cosa che poi va a finire dove? Questo non lo so. Mi dispiace ma riconosco di non sapere cosa sta facendo la Slovenia in quel momento. Ma è proprio per questo che noi diciamo, prendiamoci 3 mesi e facciamo, a livello di tecnici, non di politica partigiana, un check-in della TAV. Serve ancora quel progetto pensato 20 anni fa? Le dinamiche di traffico sono state quelle che si erano previste? I costi sono ancora oggi ragionevoli rispetto alla quantità di traffico che si riuscirà a spostare dalle autostrade al treno? Giustificano i costi, giustificano il prezzo sociale e di carattere ambientale? Se si decide di farlo, almeno saremo tutti convinti. In un secondo,